Ben, allora io ho vares di Fevelà par Furlan, ma no, ma sta anche dal cioè, combinino? Boh, va. No, hai capito, ma no, insomma, è il solito scrupolo che si fa in Duc, ma giustamente, qua anche ho vinto fa, come dite, con qualche don che io il ben al Friul, magari di più di Tagni Furlans, ma che insomma, ma che è giusto rispettare per da buon. Allora, io ringrazio veramente Federico, ringrazio Agnul Floramo e tutti che cambiano tutti ad un il programma di infile di quest'anno. Intanto perché è un programma bellissimo, ma doppiamente per avermi invitato a introdurre indegnamente questi incontri con quel che forse tu è il studioso che è arrivato con questo lavoro alla insomma e a penetrare forse in maniere più sistematiche, più complete e anche più fonde il misteri dell'Eglise e del cristianesimo di Aquilei. Penetrare non vuol dire capire fin da pit, perché capire fin da pit probabilmente diventeranno in desenis e desenis di Heinz, di libri e di ricerche che par da buon però non sono partissimo di noi. Anzi, è vero che, come che la dite come opera romano, tutte queste glesi e tutte queste concezioni escatologiche, queste pensier che steve alla fonte di un cristianesimo tutto par suo conto, un evore differente di quel Petrin e Paulin Roman e è state platate, non è state platate perché la curie prendi dot o fas nons e cognoms la curie non è mai stata chissà c'è intrigate di questo meccanismo di pensiero, ma neanche la storia che la mille così ufficiale è mai stata un evore interessato di questo sistema di pensiero. Dutcas, per fortuna, d'ogni de curie e d'ogni de storia ufficiale, è la Glesie furlane, la Glesie che è eretiche, no? Cioè, perché che va di fur dai trois dogmatics dell'Eglise ufficiale, che par da buon è chialato lontano e soprattutto con due personaggi come Vian Biasot e Gilberto Pressac, è arrivata ad ora a la insomp di questo mistero in una maniera straordinaria. Io mi sono portato da Urchi, non come il libro di Gabriele, ma anche le ultime ricerche che sono sui mosaici, perché non è vero che ne sono al scrutinio, che ne sono al Tamese. Purtroppo però Gilberto Pressac al Varesvut c'è tanti che c'è Contanus, c'è tanti Dinus, purtroppo si è fermata chi tal Dinus e tal Pandinus che è il calere di Contagimo su Aquilei. Viaggio nella notte della chiesa di Aquileia, qui che non l'uves let, a lei par da bon di lei. A son passato di Sainz, l'anno passato ven festeggiato Pasolini in lungo e in largo, ma a son passato di Sainz de mordi Renato Iacumin. Renato Iacumin, le porte della salvezza, gnosticismo alessandrino, grande chiesa nei mosaici delle prime comunità cristiane, studi straordinari, con tanti spuarti che si viaggiano, per salvezza, no dome di che la Glese di Aquilei aveva di salvare, ma soprattutto di che pensiero che se no rischia veramente al vares rischiato di noi essi pandut fin da pit e a dire la verità che studi è un studio veramente interessante.
Ma sono gli studi anche altri robis, come questo libro di Massimo Zorzin, a cui lei ha le origini cristiane, il patriarcato, lo scisma dei 3 capitoli, e anche che studi di Claudia Giordani, che a partire dal titolo va dret il cristianesimo egiziano di Aquileia, dret come un fusetto, anche massa forse, ma dopo nos conterà il professor Pellizzari, cimuche stanno robis. A me di pui umil professor di scuole che in ultimi science alla Cirud di dedicarsi a metti d'ogni la storia del Friuli in maniera sistematica e ci rendi lei di insomma fendapit per via di sale un fil conduttore, però mi colpisce che la eredità di che Aquilè, la eredità non è un'eredità morte. In tai furlans di Vue si vedono tanti robis che avvengono in denant di che eredità. Si vedono anche se sempre di mancul. E qual è che eredità? Intanto lui racconterà dopo dai mosaici, ma a me mi interessava di più capire perché che nascono culè che i mosaici, perché in che città lì si sviluppa una roba del genere come che lui non sconterà dopo. E a basta in 5 minuti, non conventa di più. Anzi, Federico, se vuoi più lungo, traimi col flobar. Ma l'importante è rendersi conto che città lì aveva una conformazione eccezionale, prima dal punto di vista geografico, se lei che sta le amp, che tutti gli studiosi qui hanno riscontrato con un universo di riferimento che al va in denant, fevelant di comunità come i terapeuti, di Filone di Alessandria, Origene di Alessandria, se si fevele parlei che i mosaici della Pistis Sofia, di testi che hanno a che fare con la gnosi, e non con la canonica interpretazione dei testi cristiani, sarebbe perché queste Aquilee aveva un leam preferenziale con l'Oriente e in particolare con Alessandria. Lì era il porto più a nord dal Mediterraneo che aveva un leam col porto più a sud. Lì era le chiamaresti un'autostrada del mare, no? Una sorta di direzione privilegiata che faceva in maniera che Aquilea fosse una città che era levantine, o per le chiamaresi in che Aquilea gli archeologi che sono tanti e chiatin testimonianci de presenza di divinità orientali che di altri bandi non sono, o c'è tanto mancul pandudis, mancul presentis. Iside, c'è fasi a quella. Non è una divinità celtica come Belen o una divinità canonica come che Romanis. Mitra, c'è fasi all'Aquilè, un dio persiano. Serapide e Nemesi, può dare in là in denant, su robis che dutcas gli archeologi e han chiatat, ma che in te loro sistematicità te spietin c'è che duc no ospietin. Vera stai che Aquilè vignedi sdiavade cimut che merita. Perché che tutti misteri, prendi tutti misteri religiosi, filosofici, teologici, ma anche tutte queste città, e è stata stiavata dagli ultimi anni su un'evora, ma tutto che arresta, alle c'è tanti più. Sdiavanta qui lei è come che è coventares.
probabilmente si chiataressin di fronte a qualche miracolo. E in che volte probabilmente anche i furlan si impareressero a diventare più braurosi di queste loro clamin le cose eccezionali realtà cosmopolite. Perché in questa città, che è diventata la novesima dall'impero romano come popolazione, a manco la che diceva Ausonio, dopo insomma i metodi di calcolo di in che volte insomma lasciano il team che chiati, ma insomma le liste testimonianze a son case. In che città si realizzava una somma di condizioni che rendevano i traffici, i commerci, anche le produzioni agricole, artigianali, e le rendevano eccezionalmente signore. E questo al farsi in maniera di faviodi tutta una schiera di domus che sono stati anche portati ai lus di resint che mostrano una ricchezza e un benestare eccezionale. Ma che non dome a quelle perché anche in altri di solito si sottovaluta un evore che gli altri centri che sono attorno anche per il Friuli. Anche Giui aveva una realtà economica e sociale che era par da buon importante. Anche a Cividat, soprattutto di Resint, si sta tirando fuori anche di un lavoro interessante. E allora, in che situazione lì, ho visto di pensarsi una città romana di che è con marchiadans, siors, nobi, patrizi che avevano le loro clientele, a buinore che levin fuori di che stiasi lì a domandare di mangiare, a domandare bes, a domandare lavoro, e facevano la salutazione binore, no? E erano lì che spietavano lì e si fuori il parole. E in che condizioni salì, in che comunità salì, e ven a svilupparsi però una contaminazione culturale che alla fine crea un cristianesimo tutto per suo conto. E tutto per suo conto perché ha una divinanza orientale e ebraica che va indenando come che non sconti, come che non sconta pressac, ma come che si e vanno indenando, che a dimostrare, e va indenando per secoli, perché il culto de Sante Sabide alle lati indenando fin dal 600. Per fin, cioè, i patriarchi svenis, per debellarlo, hanno fatto di dot, in che volte che hanno impedito ai furlans di battiare sfruttis sabida o sabata, i furlans hanno spostato e hanno detto, è stato ciò che fasi, come non puoi battiare poi sabata, e hanno spostato tutto sul cognome. E allora lei comincia i de sabata, i sabidussi, i sabadini, che sa ancora lei anche qualche donca, magari che scognome. Perché questa specificità e va indenando al tempo, così a lungo, che non si arriva a crevale. E è una roba popolare, alle alche che passa indenando al tempo. Perché che a qui lei lì è una città dove che alla fine il cristianesimo diventa una forma di espressione che è al popolo. Non è un caso che tra i primi martiri che vengono sono i sans cansians. I cansians ci fanno e vengono comparsi perché liberano dai sclavi. E che roba lì della liberazione dai sclavi, dell'uguaglianza, da là intorno al creare un leamp, una vicinanza col popolo, le vediamo anche in tai paris d'eglise, in tai prins vescovi, Fortunazian e il sermo rusticus.
l'idea di fevelare, di predicare e di svicinare la predicazione alle lingue dal popolo. Tutto questo crea un legame forte tra queste nature cosmopolite e della società aquileiese e queste nuove religioni differenti, non elitarie, non gerarchiche. Tutto questo chiaramente c'è centri con questi mosaici, perché anche questi mosaici qui sono contemporaneamente simbolici perché scogliessero, ma vanno anche in una direzione di fevelare in te stessa maniera a tutti. E è un miracolo, in un certo senso, che vanno a creare un legame anche con la interpretazione siderale, con la costruzione di una conoscenza anche che riguarda il sistema, chiamiamolo così, dai C, no? Che ti feveling dal ciel fa sentire la partiera. Sulla roba poi terrigne che è un pavimento dove che tu chialis le terre per capire il ciel. E questo secondo me è un dei tanti miracoli che fa Aquilè, è un dei tanti miracoli che ho sperato di capire sempre migliore in virtù delle ricerche che come lasci le parole al professor Pellizzari per spiegare e che magari dopo in un secondo momento mi interesserebbe capire anche c'è prospettive che hanno per l'avenire con quel progetto che prima l'annunciava Federico. Grazie. Allora, direi che quasi tutto quello che andava detto è già stato detto, quindi sarò breve, come si dice in questi casi. No, ringrazio molto Walter Tomada per le parole che ha detto e per l'itinerario che ha già in qualche modo lumeggiato, preparato per tutti noi e anche per quello che è stato detto di me. In realtà il mio ruolo negli studi aquileiesi è molto inferiore a quello che è stato appena enunciato, nel senso che io aggiungo, spero di aver aggiunto un passo a un patrimonio di ricerche che non ho intrapreso io, cioè sono giustamente stati evocati Biasutti, Pressacco, Jacumin, in realtà il numero un po' più grande, certamente Remo Caciti. Il compito che io ho avuto è stato quello di cercare di portare un po' d'ordine, perché in parte era necessario, e sviluppare qualche osservazione che oggi vedremo, quindi in realtà io ho un ruolo del tutto laterale, non dovete a me il meglio di quello di cui parleremo quest'oggi. Questo è necessario che ve lo dica. Secondariamente voglio ringraziare Walter per avere impiegato una categoria che è una categoria religiosa, quella di mistero. Vorrei prendere proprio le mosse da questa, parlare di Aquileia come di un mistero, non nel senso banale, corrente, di qualcosa di ignoto. Di Aquileia sappiamo molto, magari ce lo dimentichiamo volentieri questo molto, ma sappiamo già molto. Amo parlare anch'io di Aquileia come di un mistero, proprio perché nella cultura cristiana delle origini mistero e sacramento erano la stessa cosa, cioè con mistero si intendeva ciò che dischiudeva il legame tra la terra e il cielo. Cos'è il sacramento che si celebra, se non un'azione compiuta da uomini, ma che consente a loro l'accesso alla dimensione del sacro? Ecco, Aquileia è questa cosa qua, è un sacramento e perciò è anche un mistero. Secondariamente volevo
tracciare alcune premesse a quello che vi dirò. Noi oggi faremo un percorso necessariamente sintetico, non possiamo vedere tutto letteralmente, non possiamo di tutto dare ragione, dare conto, perché io ho una propensione al sequestro di persona, nel senso che se volete stiamo qui un 5-6 ore e vediamo tutte le cose essenziali, però posso immaginare che dall'altra parte la stessa propensione non sia condivisa, quindi forse tagliamo ancora un po' di più, magari ci rivedremo presto o poi. Però no, volevo lo stesso tracciare delle premesse per dire come si arriva a questo punto, come si arriva a questi mosaici. Intanto va detto che dal punto di vista documentario, per noi, l'Aquileia cristiana nasce qui. Prima di questo non abbiamo nulla di documentario. E questo ha spinto alcuni, con i quali io non sono per nulla d'accordo, a dire che dunque prima di questo momento, prima dell'inizio del IV secolo, non esisteva un'Aquileia cristiana. E questo è un problema, perché una città come ci è stata descritta, così grande, così ricca, nevralgica, nel grande fisico, nel grande corpo dell'impero romano, il fatto che non abbia ricevuto nessun annuncio cristiano fino al IV secolo indica, come dire, un'eccezione difficilmente comprensibile. Ma d'altra parte, se questi mosaici sono semmai il sintomo di una storia che era già iniziata prima del IV secolo, ne deriva un'altra domanda: che cosa c'è stato prima? Come ne parliamo? Ecco, guardando questi mosaici noi guardiamo a quella storia che precede, ed è una storia di cui possiamo dare alcuni caratteri che provengono da qui e che provengono da tutta quella letteratura cristiana aquileiese a cui noi possiamo legittimamente guardare. È stato evocato il rapporto con Alessandria d'Egitto, che è un rapporto importante, ma il cristianesimo aquileiese non nasce ad Alessandria d'Egitto. Questo ci tengo a dirlo. Il cristianesimo aquileiese è precedente all'incontro con la teologia alessandrina. E come facciamo a dire questa cosa? In un modo semplice. Le tradizioni antiche attribuiscono ad Aquileia due personaggi che non sono ad Aquileia. Pio I, che è vescovo a Roma, e suo fratello Erma, che è il profeta della Chiesa di Roma. Ed è quel profeta, un tempo accanto alla gerarchia apostolica sussisteva anche una gerarchia profetica, cioè la documentazione cristiana in questo è esplicita, c'erano nelle comunità, accanto a vescovi, presbiteri, diaconi, diaconesse, presbitere, c'erano anche i profeti, gli ufficiali del carisma, diremmo noi. Ecco, Roma, nella prima metà del II secolo, intorno al 120, chiama sulla cattedra e nel ruolo della profezia due fratelli che le fonti antiche attribuiscono alla patria aquileiese. Ma perché mai? Cioè, non è che Roma, come dire, sia una città piccola che senta il bisogno di rivolgersi ad Aquileia. 30 anni prima era stata la comunità la Chiesa di Corinto a chiedere a Roma: per favore risolvici un problema, perché quella chiesa, la Chiesa di Corinto, si era divisa al suo interno e aveva scritto a Roma per chiedere un consiglio, un aiuto. Dunque le antiche comunità di Paolo guardavano a Roma per avere risposte in caso di problemi. Dunque Roma non era una comunità piccola, ma era una comunità che subiva continue lacerazioni e spesso ricorreva a figure esterne per cercare di pacificare la situazione, no? Si ha un problema, si chiede a qualcuno che viene da fuori. Ma se Roma per risolvere una crisi chiede ad Aquileia, vescovo e profeta, vuol dire primo che ad Aquileia c'era già una chiesa, secondo che era una chiesa stimata dalla Chiesa di Roma. D'accordo?
Con questo collima anche ciò che Rufino ci dice all'inizio del V secolo nella sua spiegazione del credo, in cui fa emergere alcuni dettagli che noi possiamo riconoscere come le sopravvivenze archeologiche di una teologia che risale almeno al II secolo. Dunque quella di Aquileia è una chiesa, è una comunità, è un cristianesimo che si forma agli inizi del II secolo. Chiaro? Alla fine del primo, se volessimo essere ancora più coraggiosi, certamente agli inizi del secondo già c'è, che vuol dire 2 secoli prima rispetto a quello che è la situazione in cui i mosaici vengono realizzati. Seconda premessa, che cristianesimo è quello di Aquileia quando sorge? Ma ancora agli inizi del IV secolo. È un cristianesimo che certamente assorbe anche dei caratteri da Alessandria, ma che prioritariamente è un cristianesimo di natura giudaica. E anche questo collima con le date. Il cristianesimo tutto insieme nasce come un giudaismo. È un giudaismo che ha un'unica particolarità. Tutto vero quello che Israele attende, tutto vero quello che Israele dice, tutto vero quello che c'è nelle scritture, tutto talmente vero che noi possiamo affermare che Gesù è il Cristo. Cioè che Gesù di Nazaret, quel predicatore lì, è colui che ha ricevuto la consacrazione in vista del regno di Dio. Cristo vuol dire questo. Dunque il cristianesimo delle origini è un giudaismo, tant'è che i missionari cristiani predicano nelle sinagoghe, tant'è che il primo seguito cristiano è tutto composto da giudei, tant'è che quando Paolo una volta prova a parlare ad Atene ne esce con le ossa rotte. Il fatto che ad Aquileia inizi un cristianesimo di matrice giudaica non ci stupisce. Però succede qualcosa di singolare, forse legato proprio alla natura della città, una città portuale, una città per sua natura che deve assorbire dall'esterno, no? Una piazza di commercio non vive se si blinda. Diventa tra tutti i cristianesimi antichi quello più capace di assorbire dall'esterno, più capace di fare sintesi con altre tradizioni. Tant'è che assorbe dalle tradizioni romane, assorbe dalla tradizione alessandrina, ma assorbirà anche moltissimo dall'Africa cristiana. A un certo punto non ci si spiega perché tra Aquileia, Verona, Brescia, tutta un'area che era evidentemente già di influenza aquileiese, iniziano ad arrivare flussi di vescovi africani. Fortunaziano è africano. Il lessico che Fortunaziano usa è il lessico che ritroviamo nel latino dell'Africa cristiana. Tertulliano e Cipriano usano lo stesso latino, hanno le stesse categorie. Ancora ai tempi di Rufino si andrà avanti. Un esempio su tutti, V secolo, Rufino definisce la fede credulitas, che a voi direte, noi che ce ne frega. Ma la credulitas nel latino classico è la creduloneria. Era un'offesa che viene usata solo ad Aquileia e in Africa. E perché mai? Perché uno dei tratti tipici del cristianesimo, soprattutto africano, è di trasformare in titoli di merito, in medaglie, le offese che i persecutori rivolgevano ai cristiani. Perciò i cristiani venivano accusati di credulitas e i vescovi imprigionati scrivevano a Cipriano: sei stato proprio bravo perché hai trascinato tantissime persone alla credulitas. Era una reazione. Voi dite che noi siamo creduloni, va bene, lo diceva già Paolo, noi siamo stolti agli occhi del mondo. Bene, di questa fede noi andiamo fieri e accettiamo la vostra offesa come un titolo di merito. Lo faranno anche ad Aquileia e solo ad Aquileia, da nessun'altra parte. Questo per dirvi che il cristianesimo aquileiese è un cristianesimo curioso, aperto, che si costituisce guardando al mondo senza paura, ma che sa di essere una cosa sua propria.
che non è altro. Tant'è che nel V secolo, di nuovo torniamo a Rufino, quando già esiste un credo istituzionalizzato dai concili, sul credo si litiga, quando la sede romana ha assunto un peso ben più rilevante rispetto al II secolo, Rufino si impegna per il primo vescovo di Concordia a scrivere una spiegazione del credo, che è il credo di Aquileia. E in quella spiegazione sottolinea ed enfatizza tutto ciò che rende quel credo il credo di Aquileia, cioè diverso dagli altri. E questi caratteri sono caratteri importanti perché ci fanno capire che noi non stiamo osservando mosaici cristiani ad Aquileia, non stiamo leggendo autori cristiani che sono vissuti ad Aquileia, noi stiamo leggendo autori del cristianesimo aquileiese, stiamo osservando i mosaici della chiesa di Aquileia. È chiara la differenza? Cioè c'è qualcosa di diverso, coerente, capace di dialogo, tutto quello che volete, ma qualcosa di specifico ad Aquileia, che non c'è altrove. E qui veniamo ai mosaici, che dunque sono per noi l'inizio di una storia documentaria, l'avvio, diciamo così, in un ideale archivio di fonti cristiane aquileiesi. Questa è la prima, questo è il primo volume, ma che non è l'inizio della storia del cristianesimo aquileiese. È anzi un momento di grande maturità. Un momento che avviene in un passaggio particolare della storia. Se noi potessimo vivere i 10 anni che vanno dal 305 al 313 della nostra epoca, osserveremmo, diciamo così, giornali pieni di cronaca, con poco costume, poche notizie laterali, cioè sono stati anni molto complessi. L'impero si era dato una struttura tetrarchica perché si accorgeva del suo indebolimento e i grandi ideatori di questa struttura avevano pensato che fosse necessario innanzitutto ricompattare la base dell'impero. E siccome nella pretesa di Roma vi era di essere il nesso tra il cielo e la terra, si parla di una vocazione religiosa degli imperatori romani, proprio perché gli imperatori si sentivano il carico di tenere insieme, religare, unire le cose divine e le cose umane, il comporre, il tenere insieme tutto ciò che c'era, perché se questi legami si scioglievano, il rischio era che la divinità si adirasse con il mondo e lo facesse consumare. L'imperatore aveva questa funzione di garanzia, per questo aveva un ruolo anche religioso, per questo tradire la pietas, abbandonare i culti, non venerare gli dei, significava compiere un atto di insurrezione nei confronti dell'impero. Ecco, Diocleziano, il grande architetto della tetrarchia, colta questa esigenza, si sferra un attacco che presume decisivo nei confronti dei cristiani. Attacco non tanto rivolto verso le persone, verso la vita delle persone, quanto rivolto alla loro fede. Era necessario che i vescovi, i presbiteri, i diaconi e poi i cristiani provassero pubblicamente di avere ripudiato la loro fede. Poi potevano anche tornare a celebrare, ma bastava che pubblicamente confermassero la loro lealtà a Roma. E uno dei modi per farlo era consegnare le scritture e consegnare i vasi sacri, in modo che pubblicamente fossero bruciati gli uni e incamerati nel tesoro gli altri. Bisognava tradire pubblicamente, bastava questo. Non si voleva uccidere i cristiani e si voleva portare a questo atto formale. Pochi anni dopo Costantino cambia politica. Non pensa di compattare il mondo sotto il cristianesimo, ma di sfruttare la struttura delle chiese per governare l'impero. E quindi non solo liberalizza il culto, ma riversa nelle chiese la restituzione di tutti i beni che erano stati confiscati. Qual è il giochino delle tre carte? Che prima Diocleziano aveva
ingiunto che fossero sequestrati beni collettivi e personali. Cioè, se io ero un maggiorente cristiano ricco, i miei beni mi venivano espropriati. Costantino poi prevederà che la restituzione avvenga di tutto solo alle chiese. È chiaro? Quello che prima si toglie a chiese e privati, cioè principalmente privati, perché le chiese non avevano niente, poi diventa la ciclopica dotazione di nascita che si fa alle chiese, come struttura gerarchica, come struttura episcopale, presbiterale, eccetera. Ad Aquileia, dove c'era un cristianesimo almeno di un secolo e mezzo, se vogliamo essere prudenti, è legittimo immaginare che arrivino caterve di denaro. E arrivano alla chiesa di Aquileia. Cosa fa la chiesa di Aquileia? Questo è il primo punto. Allestisce, fa la cosa più sbagliata, se uno vuole essere un po' cinico. Cosa si fa quando si guida una comunità? Si riafferma la propria autorità e non si danno strumenti di difesa. Di solito quando si è un po' furbi si fa così, no? In modo che alla fine si fa come dico io perché l'ho detto io. Ad Aquileia si fa tutto il contrario. I mosaici di Aquileia sono la descrizione, una sorta di statuto cristiano aquileiese, e sono realizzati in un modo che tutti possano vederli, tutti possano leggere questo manifesto. È chiaro? Cioè si organizza questo ciclopico monumento che è il ritratto, che è la definizione in sintesi di che cos'è il cristianesimo per la chiesa di Aquileia. Cioè non basta che lo dica il vescovo, qui si vede, qui si misura il contenuto del cristianesimo aquileiese. Qui tutti possono andare a verificare che cosa si crede. È chiaro? Bene. Ne esce un prodotto che per noi è strepitoso. È un unicum in tutta la storia, non friulana, non italiana, ma della storia mondiale. Non esiste un mosaico a ciclo continuo più grande di questo. Non in Italia, ovunque. Esistono cicli musivi anche più ampi, ma non unitari. È chiaro? Di fronte già solo a questo dato, per me diventa difficile dire, come alcuni dicono, che questi mosaici sono una sorta di risposta all'horror vacui, cioè la paura di lasciare vuoto lo spazio. Mi è sempre sembrata una affermazione un po' cretina questa, perdonate il francesismo, mi sembra necessario sottolinearlo nella misura in cui non si tratta del quindicesimo ciclo musivo di queste dimensioni che abbiamo, ma l'unico. Tutta la Roma cristiana, tutta la meravigliosa Roma cristiana non produce niente del genere. Ravenna non ha niente del genere e i tempi erano un po' cambiati. Dunque già solo questo dovrebbe indurre un po' più di prudenza rispetto a queste, come dire, sbrigative letture. E che cosa emerge da questi mosaici? Adesso li guarderemo un po' più nel dettaglio. Emerge innanzitutto che ad Aquileia il cristianesimo è una storia sacra. E anche questo, guardate, è un tratto molto poco alessandrino e profondamente giudaico. Cos'è la Bibbia? Detto in maniera molto brusca, è tantissime cose. Ma innanzitutto la storia dell'azione di Dio per il suo popolo, Yahweh. Ed è un grande pellegrinaggio che Israele compie per ritornare al suo creatore. Pellegrinaggio fatto di alti, di bassi, ma nel quale sono, diciamo così, gli elementi che innescano il movimento sono due: la nostalgia, Israele vorrebbe essere di nuovo in quel giardino da cui tutto era partito, e l'ansia di ritornare, l'attesa della fine, il giorno in cui Yahweh torna in mezzo a Israele.
giorno insieme magnifico e spaventoso, perché Israele è consapevole delle sue colpe. Ma è innanzitutto questo, una storia che ha un inizio e avrà una fine, in cui Israele fiduciosamente, ma con tutti gli errori di cui è capace, si muove. Ecco, ad Aquileia, lo vedremo fra poco, il cristianesimo si riassume in questo, una storia, un itinerario che conduce al compimento. E già qui notiamo una differenza. Provate a pensare oggi, se vi dicono cos'è il cristianesimo, io, siccome ogni corso dura 60 ore, per giocarmi le prime 2 senza fare niente, faccio sempre questa domanda ai miei studenti e escono sempre le solite risposte. Anzitutto scopro che ho classi piene di giovani romantici, perché il cristianesimo è l'amore, è innanzitutto l'amore. Poi emergono profili leggermente oppressi, per cui sono regole morali, oppure c'è questa figura che loro sentono invasivamente tra i piedi, cioè Gesù vicino a noi, questa cosa che ricordo un'omelia, una domenica un parroco disse: adesso andate a casa ma Gesù viene a casa con voi. Io ho sempre pensato, e se io non ce lo volessi, e se volessi mettermi in mutande a letto, possibile? Insomma, una volta era cortesia farsi invitare. Ecco, questa lettura un po' da balocchi della religione e molto moralistica, qua non ha spazio. In questi mosaici, se c'è una cosa che viene meno, è la concezione moralistica del religioso. Ma questo in realtà è un altro tratto di grande prossimità a Gesù. Nel pensiero di Gesù c'erano 2 grandi nemici, la morale, che era il nemico dell'etica. Gesù usa una predicazione di tipo paradossale che contrappone sempre la giustizia all'ossequio delle norme morali. E questo a sua volta è un tratto che proviene dall'antico discorso profetico. Già i profeti annunciano che Yahweh sarebbe tornato per giudicare con giustizia, non secondo la legge, con giustizia, perché Yahweh aveva abbandonato la fedeltà alla legge. Israele aveva ricevuto da Yahweh la legge e l'aveva applicata per continuare a compiere il male. Osservare il sabato per tornare l'indomani a prestare denaro a usura, per schiacciare la vedova, per affamare l'orfano. Il profeta di fronte a questo annuncia un profilo di Yahweh adirato che è pronto a tornare per giudicare non più secondo la legge, ma secondo giustizia. Gesù assume questo modo di ragionare e continua a contrapporre la fedeltà moralistica alla legge alla ricerca della giustizia di Dio. Sono 2 antitesi. Questo lo ritroveremo anche nei nostri mosaici. E poi troviamo naturalmente un'istruzione, come si diventa cristiani. Ed è un'istruzione che non ha niente a che vedere con le tradizioni gnostiche, in cui bisognava conoscere cose. Lo gnosticismo, soprattutto quello cosmologico, offriva conoscenze di momenti, rituali, fasi e passaggi attraverso i quali l'anima poteva risalire al cielo per purificarsi dalla sua contaminazione con la materia e riunirsi a Dio. La salvezza procedeva attraverso una conoscenza superiore, da cui il nome stesso di gnosi e di gnosticismo. Ad Aquileia tutto questo non c'è. Ci sono dei principi, non c'è un insieme di informazioni proibitive per i più. È chiaro? E allora proviamo a fare velocemente questo itinerario. Tanto vi do qualche piccola istruzione. Avete nel vostro fascicolo una planimetria, pagina 1, è il disegno che Luisa Bertacchi ha fatto dei mosaici, in cui possiamo leggere, siccome ci servirà, ve lo anticipo, possiamo distinguere campate e comparti. Sembrano cose difficili, ma non lo sono. Le campate sono
queste fette, appoggio un attimo, no? Quelle che le colonne identificano il ciclo di Giona è la prima campata. Le altre 3 campate inferiori sono suddivise in 9 comparti, è chiaro? Per cui la seconda campata avrà i comparti 1, 2, 3, poi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, chiaro? Ve lo dico perché poi io comincio a dare i numeri tutti sulla ruota di Aquileia e se non ci siamo intesi su questo elemento... Ripeto, allora, le campate sono queste bande lunghe, no? Quelle che vengono suddivise. Il ciclo di Giona è l'unica campata a ciclo continuo, è chiaro? Non divisa in 3. È chiaro? Prima campata, seconda, terza e quarta. Più o meno, sì. Seconda, terza e quarta campata sono divise in 9 comparti. La seconda avrà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Chiaro? Facciamo il giro che facevano i cristiani dell'Aquileia degli inizi del IV secolo, i quali entravano in corrispondenza del quarto comparto. Quindi terza campata dall'alto, primo a sinistra. D'accordo? Bene, a pagina 2 vediamo chi ci troviamo davanti. Quelle 5 figure che trovate in cima alla fotocopia vi permettono di osservare i 5 profili antropomorfici che troviamo in questo riquadro, in questo comparto. Chi sono, chi non sono? Qui la fantasia si è sprecata. Gli archeologi tendono a dire sono ritratti, dunque sono figure commemorative. Ma proprio in questo entrano in contraddizione, perché una figura commemorativa ha bisogno di una cosa per funzionare: commemorare qualcuno. Ora, né gli abiti di questi individui, né i volti, né delle iscrizioni che mancano ci permettono di riconoscere questi soggetti. E questo è molto strano se pensiamo che la loro finalità sia quella di commemorare qualcuno. L'antica Roma aveva elaborato una tradizione anche di abbigliamento particolarmente serrata, cioè si riconosceva un imperatore da un console, si poteva riconoscere un militare per come si vestiva. Ecco, nulla di tutto ciò è possibile con queste figure. Sono figure di alto lignaggio, di alto profilo sociale, ma di cui null'altro si può dire. Si è pensata a Elena con i figli, ma questo non torna per la cronologia. E insomma, secondo me la traiettoria della commemorazione di benefattori non funziona. Abbiamo per intero il mosaico e il mosaico tutto intero non ci permette di riconoscere questi benefattori. Dunque, forse è lecito dubitare. È merito di Renato Iacomino aver avanzato un'ipotesi che fa da chiave di volta, che letteralmente dischiude le porte dei nostri mosaici. Renato Iacomino ha attirato l'attenzione su un testo che in qualche modo abbiamo già evocato e che sappiamo essere stato usato ad Aquileia per la catechesi fino al V secolo, il pastore di Erma. Il pastore è lo scritto che quel profeta di origine aquileiese giunto a Roma, Erma, ha scritto. Ed è un testo che nel mondo antico ha una diffusione enorme. Ne abbiamo 2 versioni latine scritte in greco, 2 versioni latine che producono testimoni successive, ne abbiamo versioni siriache, copte, ne abbiamo versioni persino etiopi, si sta pubblicando adesso il testo tratto dall'etiope proprio perché è probabilmente migliore del greco. Che vuol dire il codice sinaitico, che è uno dei principali testimoni del Nuovo Testamento, riporta alla fine di tutto il pastore di Erma e la lettera di Barnaba. Dunque è un testo che per lungo tempo è stato considerato addirittura canonico. Questo testo si apre con una serie di visioni. La critica è d'accordo che sia stato un testo di natura catechetica.
si apre con una serie di visioni che iniziano con questa signora anziana, come ormai stanchissima, priva di forze, che annuncia ad Erma di aver ricevuto un'eredità improvvisa. Il lessico è paolino e naturalmente il riferimento è a Cristo. All'annuncio di questa eredità improvvisa giungono 4 giovani in abiti splendidi che la sollevano dalla sua cattedra e la trasferiscono a Oriente. Il lessico è neotestamentario, pensate ai cantici di Luca: verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, Oriens exalto, cioè l'Oriente è il luogo dove sorge il sole, e Gesù è considerato il sole del nuovo giorno, del giorno escatologico. Dunque questa prima visione ha questo strano portato. Da quel momento in avanti l'anziana signora inizia piano piano a ringiovanire, fino a quando alla fine di questo dialogo col profeta si ritrova a essere perfettamente giovane, ma solo coi capelli bianchi a ricordare la sua età, pronta ad andare sul talamo. Talamo è il letto nuziale ed è una figura biblica che indica il giorno in cui Yahweh si ricongiunge con il suo popolo. Dunque è una storia quella che Erma da principio narra. Ma chi è questa signora? Erma lo chiede all'angelo che lo accompagna e viene rivelata l'identità di questa signora. È la Chiesa creata prima di tutti i tempi. Nel Pastore di Erma c'è una teologia particolare per cui la Chiesa è preesistente, cioè più antica della storia. Ma qui si pone un problema. Come fa a esserci la Chiesa prima di Gesù Cristo? Cos'è quella roba lì? Nel testo di Erma è chiaro che stiamo pensando a un tempo precedente a Gesù, proprio perché a un certo punto riceve l'eredità improvvisa, Cristo. A un certo punto viene trasferita a Oriente, Cristo. Dunque fino a quel punto chi era? Cos'era? Dove stava? C'erano papi nascosti nell'entroterra. Nel Pastore di Erma la Chiesa è esistita anche prima di Cristo ed era ovviamente la sinagoga. Cioè non c'è una differenza tra prima e dopo, ma c'è una continuità. Vedete la matrice giudaica com'è forte? Non si dice i cristiani, la Chiesa è qualcosa che nasce con Gesù Cristo, no, è qualcosa che con Cristo cambia, inizia a tornare al meglio, ma c'è sempre stata e prima era il popolo di Israele. Dunque, come in Erma da principio appare questa signora anziana che viene trasferita in Oriente, così all'ingresso dei mosaici abbiamo questa signora anziana coi 4 giovani. È un riconoscimento delicato, nel senso che abbiamo pochi elementi. A darci la correttezza di questa identificazione sta il comparto successivo, il quinto, da cui provengono quei 4 volti che vedete sempre a pagina 2 sotto, immediatamente sotto. E sono i volti di una donna che da principio indossa il velo matronale, che era il tipico abbigliamento delle donne sposate entrate nell'età adulta e delle donne anziane. Vedete il velo? Ha i capelli grigi, ha queste occhiaie, e poi la ritroviamo senza velo, vestita allo stesso modo, di nuovo senza velo, con i capelli ancora raccolti, e infine senza velo ma con i capelli sciolti. Tratto caratteristico nel mondo romano per definire la fanciullezza di una donna. Nel momento in cui una donna diventava giovane, doveva iniziare a reprimere i suoi costumi. L'ideale romano è un ideale fortemente moralistico, la donna doveva indossare la gravitas virile, quindi capelli raccolti, perché i capelli sciolti erano sensuali, e non appena si sposava, diveniva pienamente adulta, coprire i capelli perché erano una sorta di arma di seduzione. E sapete che nel dissidio tra il maschile e il femminile
L'elemento fondamentale del maschile è la forza, che l'uomo usa e ciò lo rende virtuoso. L'elemento fondamentale del femminile, che è la seduzione, la donna lo deve reprimere, perché sennò minaccia la forza dell'uomo. A Roma funzionava così. Vediamo dunque una donna vestita sempre allo stesso modo, che progressivamente viene raffigurata con tratti che prima attengono alla vecchiaia, poi alla giovinezza e infine alla fanciullezza. Ma allora quello che prima era un indizio adesso si può costituire come una prova. Ciò che prima abbiamo visto e che potevamo ricollegare tramite l'iterazione di 1 e 4, una signora anziana e 4 giovani in abiti splendidi, adesso viene richiamato con quest'altro passaggio. La signora sta effettivamente ringiovanendo, proprio come in Erma. In Erma questo percorso prelude alla fine. E che cosa abbiamo dopo? Beh, il celebre pannello del buon pastore, che tutti gli archeologi hanno sempre preso per i fondelli, perché non c'è niente di bello come avere a che fare di gente che è morta, che non può difendersi, perché la puoi accusare di tutto ciò che tu non sei in grado di capire. E allora, siccome vedete chiaramente che il pastore e la pecora qualche problema lo danno, no? La pecora a terra, gli archeologi cosa dicono? Che si trattava di un artigiano mica tanto bravo, che ha sbagliato la prospettiva del disegno, che è un modo meraviglioso per non farsi domande, perché questa è la raffigurazione della parabola del buon pastore. Buon pastore, che notate, lo dico, ci sono stati dei cristianesimi che presupponevano salvi tutti. Sta lasciando una pecora a terra. Nella parabola del buon pastore, il buon pastore ha 100 pecore. E insegnando a Milano, anche qui mi diverto sempre a chiedere, un gregge di 100 pecore, secondo voi è un gregge grande? E tutti, uno via l'altro, cretini come sono, dicono sì, un gregge. Con 100 pecore non ci fai neanche una cosa di formaggio, è un gregge insignificante, piccolo, e lo era già ai tempi di Gesù. Perché questa cifra? Perché nell'insegnamento di Gesù ci sono momenti di asprezza, momenti forse anche legati alla fatica della sua missione, in cui Gesù non è per niente, sapete il Gesù di Zeffirelli, quel biondone che accarezza i bambini, passa, saluta, in cui decisamente non era qualcosa del genere. La parabola del buon pastore è più una minaccia che una consolazione, perché presa la 100ª pecora, torna a casa pienamente felice, e quella piena felicità è sinistra per tutte le altre pecore, perché gli bastano le sue 100. La parabola del buon pastore è più una richiesta di sollecitudine che non un annuncio di bontà di Gesù. Non so se mi spiego. Ecco, il buon pastore se la carica sulle spalle, tutto lieto, vedete che tiene il flauto di Pan, la siringa, torna a casa. Qual è la casa del buon pastore? Ce lo dice la parabola. Così è nel regno dei cieli. E questo sta salendo, semplicemente. Quello che qui viene raffigurato è il gregge che è stato completato. Dunque la fine. Ma allora abbiamo esattamente il quadro del pastore di Erma. La sinagoga, che grazie all'eredità che Cristo le porta inizia a ringiovanire, in attesa di che cosa? Del compimento. Entrati ad Aquileia iniziamo a vedere proprio quello che ci dicevamo, il cristianesimo come una storia. Professare, entrare nella Chiesa vuol dire essere convinti di essere in questa storia, che ha un principio e che ha una fine. E quali sono le condizioni che questa storia pone? La nostra amata morale, andiamo a pagina 3. Chi sono i cristiani? Sono quelli che non hanno rapporti sessuali prima del matrimonio, tutto il resto lo possono fare. I cristiani sono quelli che
non rubano, o se rubano, rubano poco. I cristiani sono quelli che si vogliono bene, che non dicono le bugie, e via a declinare questi cataloghi morali. Qual è la condizione per stare in questa storia? Ecco, qui il riferimento è alla seconda campata, quella superiore che qui esaminiamo, che è in realtà un'unica grande cosa. Tutti e tre i comparti sono un'unica grande affermazione religiosa, che dipende tutta dalla figura centrale. Figura centrale che è l'angelo della penitenza. Anche su questo grande divertimento, perché la critica dice, ecco, questa è la vittoria eucaristica. Stanti due cose, ci limitiamo a dire queste. Primo, la vittoria eucaristica non esiste nella tradizione iconografica cristiana antica. Non esiste questa cosa. Per cui, anche se gli archeologi con grande sussiego vi spiegano che la vittoria eucaristica è la soluzione più prudente, vi stanno dicendo un'aperta menzogna, perché sarebbe un unicum in tutta la storia dell'arte cristiana. E scientificamente, per proporre qualcosa di mai visto altrove, bisogna essere molto sicuri. La proposta di Renato Iacomini è stata quella, proseguendo nella lettura del Pastore di Erma, di identificare questo pannello con l'angelo della penitenza. E voi direte, ma anche l'angelo della penitenza è un unicum. No, non lo è. Lo troviamo anche in affreschi, perdonatemi, di epoca compatibile nelle catacombe di San Gennaro a Napoli. Nel grande vestibolo di quelle catacombe noi troviamo una volta che ha come figura centrale un equivalente perfetto di questa scena, cioè una figura alata con una tunica smanicata color porpora che tiene un ramo e una corona, quindi la stessa identica cosa, con gli stessi colori che abbiamo qui, nel pannello centrale della volta, e nelle altre lunette che lo accompagnano, tra le altre cose, un'altra scena dal Pastore di Erma, l'edificazione della torre. Dunque anche in quel caso, siamo a Napoli, ci troveremmo di fronte a un ciclo ispirato al Pastore di Erma. Quindi è molto più prudente criticamente, scientificamente, metodologicamente vedere qui l'angelo della penitenza rispetto alla vittoria eucaristica. Questo proprio per metodologia della ricerca, non perché siamo affezionati a Iacomin e alla sua memoria. Chiaro? Chi è l'angelo della penitenza? L'angelo della penitenza è colui che nel Pastore di Erma amministra l'ingresso nella torre. La torre è una metafora della città escatologica. È colui cioè che decide il destino di salvezza o di condanna. Ancora una volta ricordatevi, nel Pastore di Erma ci sono i condannati, non si salvano tutti. Lo dico perché ciclicamente l'ascendenza alessandrina, anche alessandrina, del cristianesimo aquileiese porta a dire è un cristianesimo che salva tutti. No. Ma guardate che questo alcuni lo vedono come una, diciamo così, una brutta notizia. In realtà un cristianesimo che salvi tutti è un cristianesimo che non rispetta nessuno, che non concede a nessuno la libertà di scegliere se vuole o non vuole essere salvato. È retorica l'idea di salvare tutti, perché è un'imposizione. Questo forse giova ricordarselo. È molto più umano concedere a tutti la possibilità della salvezza, non l'obbligo della salvezza. Sono due cose diverse. E il cristianesimo aquileiese delle origini è esattamente questo, un cristianesimo che concede a tutti la possibilità della salvezza, perché quest'angelo che presiede l'ingresso, lo scrutinio per entrare nella torre, sta tra due comparti, li vedete nell'immagine centrale, in cui ci sono
8 ritratti di animali. Nel comparto di sinistra, il primo, voi vedete che ce n'è uno sottolineato 4 volte, materialmente sottolineato nel mosaico 4 volte, uno solo, ed è la lepre. Tutti gli altri no. Che cos'ha di particolare la lepre? Che è l'unico tra questi 8 animali a essere, secondo il Levitico, impuro. Cioè non è un ruminante con lo zoccolo diviso. Tutti gli animali non ruminanti o ruminanti ma senza lo zoccolo fesso, cioè tagliato a metà, erano considerati impuri e dunque non potevano essere mangiati, ma la cosiddetta legge di purità viene usata già negli Atti degli Apostoli per indicare qualcosa d'altro, chi ha diritto di sperare nella salvezza. Pietro vede questa tovaglia piena di ogni animale impuro calata dal cielo e la voce che gli dice prendi e mangia. E Pietro, che sa fare il suo mestiere, dice mai, io non mangio cose impure. E la voce dal cielo dice ciò che io ho purificato tu non chiamare più impuro. Cioè sta dicendo la distinzione tra puro e impuro, cioè tra Israele e le genti, non vale più. Chiaro? Qui noi abbiamo nei primi 8, 7 puri e l'unico impuro sottolineato 4 volte. Le lepri poi erano, conigli, lepri, erano particolarmente impure, perché oltre a non soddisfare questo criterio erano proverbialmente note per passare il tempo in una certa attività. E quando lo chiedo agli studenti di lettere classiche, quando chiedo loro qual è questa attività, ecco, non la sanno individuare, perché non conoscono più i proverbi. Ma comunque, nel comparto successivo, cosa straordinaria, ritroviamo gli stessi 8 animali, il che fa cadere un'ipotesi archeologica, cioè che si tratti di decori. Vi stupirò, ma ad Aquileia conoscevano più di 8 specie di animali. Eppure rifanno gli stessi 8, replicando i 7 che erano puri così come erano, perché davano bene. L'8º, quello impuro, qui sta in coppia, il che già, considerando l'animale, dovrebbe indurvi dei sospetti, ed è l'unico che sta mangiando proprio dallo stesso frutto che era stato presentato all'angelo della penitenza nel secondo comparto. So che non lo vedete dalle planimetrie, ma voi siete a un'ora di distanza da Aquileia, quindi se voi non ci tornate ogni 15 giorni, voi siete colpevoli, io ci metto 5 ore per arrivarci. Se non lo vedete, ci tornate, che non vi fa male. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo l'angelo della penitenza, che è una figura di Cristo, figura angelomorfica, tradizione teologica giudaica, dopo Cristo non c'è più questa distinzione, la salvezza è possibile per tutti. È possibile per tutti. Possibile, non imposta. Guardatelo sotto il buon pastore che sale lasciando una pecora. Non è un obbligo essere salvati, ma è una possibilità che a nessuno viene esclusa. E poi l'ultima campata del Quadratum Populi, la più bassa, di cui esaminiamo solo la figura centrale, che non c'è più, la vediamo a pagina 3, ma che possiamo ricostruire dal pezzettino che resta. Qui tra l'altro, prossima volta, vi dico come si capisce da questa immagine che gli austriaci hanno sbagliato nelle quote di ispezione, perché questa roba l'hanno distrutta loro facendo gli scavi a inizio di scoperta. Il trucco è che questa tomba che vedete ora, pagina 3 in basso, questa lastra messa sopra questa scena, e tutti gli archeologi vi diranno che lo scavo di quella tomba ha compromesso i mosaici in età medievale, in realtà non è di età medievale, perché abbiamo una foto di Aquileia prima del rinvenimento dei mosaici, quindi col pavimento medievale. Questa tomba non è qui, ma è centrata e più avanti. Quindi gli austriaci, quando scavano a ridosso della parete della basilica per fare un altro saggio di scavo, li si fa sempre nei lati che non disturbano di una chiesa, sbagliano quota, vanno sotto troppo e bucano il mosaico.
questa tomba stava sopra un dado di fondazione delle colonne antiche, quindi non tocca i mosaici, allora spostano la lastra e ci mettono una pezza. Questo perché poi noi italiani ci sentiamo sempre quelli che vanno un po' a spanne, ma anche i tedeschi quando ci si mettono non sbagliano. In questo comparto noi vediamo, lo possiamo ricostruire per le proporzioni della figura, in origine una scena di pesca. Sì. Non ho capito però, forse perché stavo scrivendo, come mai è venuto glorificato il fatto che la lepre da un po' in coppia. Beh, la signora mi chiedeva cosa ci fa capire che le 2 lepri sono state salvate. Allora, innanzitutto il fatto che stiano consumando lo stesso frutto che nel comparto precedente, se lo andate a vedere, viene offerto al pastore, all'angelo della penitenza. Secondariamente il fatto che siano in coppia. In terzo luogo perché nell'iterazione dei 7 e dei 2 e di quelli che probabilmente erano in origine i 5 uccellini che stavano in questo comparto, vi sono gli stessi rapporti numerici che troviamo in Genesi nella scelta degli animali per l'arca. Degli animali puri ne prenderai 7 coppie, degli animali impuri una coppia, degli uccelli del cielo 5 coppie. Quindi in questa serie di numeri 5, 7 e 2 sta probabilmente un richiamo alle, diciamo così, alle condizioni genesiache per imbarcare sull'arca, che è ovviamente un simbolo di salvezza. Voi potrete dire, ma di animali puri non ce ne sono 7 coppie, ma 7 animali puri. È evidente che realizzare 14 capri nello spazio che avevano non era possibile, però l'iterazione numerica 7, 5 e 2 è sufficiente a fare da rinvio. In ogni caso basta qui semplicemente notare che le lepri si stanno sfamando del frutto che è stato presentato. E anche notare il fatto che mentre nel primo comparto, questo lo osserva Jacomin, abbiamo questi intrecci, questi nodi che sembrano chiudere tutte le figure dentro uno spazio soffocante, dopo al posto di quelli troviamo uccellini su rametti che sono simboli di salvezza. Quindi c'è proprio un passaggio di paradigma. Dicevo, nella campata inferiore sta questa scena che è una scena battesimale. Ed è questa campata, tenendo d'occhio l'ora taglio un po', quest'ultima campata, torniamo a pagina 1, una campata che si chiude con questo comparto fittissimo, quello più stretto. Lo vedete l'8º? Scusate, il 9º comparto, questo qua in fondo. Pagina 1, prendete pagina 1, la campata più in basso, tutto a destra. Ecco, se voi vi mettete a contare, ci sono 2, 4, 6, 8 colonne per 13 righe. Ed è questa una sorta di geografia del cielo. Il cielo inteso come luogo di salvezza è un luogo in cui per ciascuno viene predisposta una dimora. Ognuno avrà una casa in cielo, secondo i testi biblici e secondo le tradizioni cristiane più antiche. E qui abbiamo proprio una numerazione significativa, nel senso che il 13 richiama ovviamente il numero delle tribù di Israele, 12 più la 13ª sacerdotale. 8 sono i giorni, i 7 giorni della storia più l'8º giorno escatologico. Dunque c'è spazio per tutti in tutti i tempi. Ma dentro a questo alveare di stelle si vede un volto che precipita. È il volto di Satana. È un volto piccolo, 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 piccolo. Lo trovate sotto quel riquadro bianco. E se non lo vedete, dovete andare ad Aquileia. Dovete andare ad Aquileia. No, perché parlare di Aquileia senza andare ad Aquileia è peggio che andare ad Aquileia senza parlare di Aquileia. Cioè andiamo in ordine di priorità. Io vengo molto dopo i mosaici. Questo volto che precipita è il volto di Satana che precipita dal cielo, perché la chiusa, la fine dei tempi
escatologici è la definitiva condanna di Satana. Anche questo entra in conflitto con la teologia origeniana che prevedeva che alla fine anche Satana sarebbe stato salvato. No, qui precipita. E perché mettere il battesimo con la prospettiva del cielo purificato? Perché il battesimo è entrare in quella prospettiva di salvezza anche individuale. Dunque abbiamo visto una storia universale, sinagoga, chiesa, compimento del gregge escatologico. Abbiamo visto la novità portata dal cristianesimo, l'abbattimento della distinzione del criterio di purità, del criterio etnico, non si salva più solo Israele, ma la salvezza è possibile a tutti. Ma abbiamo visto anche per i cristiani di Aquileia il significato dell'attendere il loro percorso di formazione. Poter ambire ad avere una dimora celeste alla fine dei tempi, ad avere anche loro il loro posto in cielo. Tecnicamente si può dire che c'è una campata, la prima ecclesiologica, storico-ecclesiologica, la seconda, quella più sopra, cristologica, e l'ultima soteriologica. La terza? La quarta, il ciclo di Giona. Sì, no, ma stavo dicendo, non avevo parlato della terza. Sì che ne abbiamo parlato, fin qui signora. Abbiamo parlato di quella con la storia della Chiesa, qua. Sopra la funzione di Cristo, sotto il battesimo. E il ciclo di Giona, la più alta. Il ciclo di Giona che è la base, diciamo così, del presbiterio, è la grande tipologia della Pasqua di Gesù, perché poi l'elemento che fa svoltare è quello, è la vicenda di Gesù, è l'eredità improvvisa, è l'Oriente, il sole che sorge, è ciò che segna la soglia tra l'economia della legge e l'economia del regno. Ecco, nel ciclo di Giona si ha la sintesi, perché a Gesù stesso che chiedono un segno, Gesù risponde, dopo aver insultato i suoi interlocutori, generazione malvagia e perversa, non avrete altro segno se non il segno di Giona. Come Giona infatti rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del mostro, così il figlio dell'uomo rimarrà 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra. Detto che ad Aquileia era particolarmente importante, perché come ci ricorderà ancora Rufino, ad Aquileia il tema teologico del descensus ad inferna, cioè la discesa di Cristo agli inferi a salvare tutto Israele, resta fondamentale fino al V secolo. E quando Gesù discende agli inferi? In quei 3 giorni e 3 notti, in cui ha parlato ai vivi, ha detto ai vivi, ha mostrato ai vivi il compimento del suo sacrificio sulla croce, adesso i vivi possono stare buoni un attimo, e va immediatamente a riscattare tutto l'Israele dei giusti che lo attendeva. Terminato questo annuncio di salvezza, risale e appare risorto per tornare in cielo. Questa è la teologia del descensus. Quei 3 giorni e 3 notti sono molto importanti e qui vengono raffigurati in questo grande ciclo di Giona, che è uno dei preferiti della tradizione paleocristiana. Ma è anche interessante osservare come sono messe le figure. Se guardate la prima scena in cui si vedono i marinai che buttano Giona nel ventre del mostro, sta proprio al centro della prima navata. E cosa c'è sotto questo segno che richiama il momento della croce? Ci sta l'antica alleanza che con la croce finisce, cioè la distinzione tra puri e impuri. Ci sta la sinagoga che viene presa dai 4 giovani per essere trasferita a Oriente. E ci sta più sotto ancora il battesimo, che sin dalla teologia paolina è un immergersi nella croce di Cristo. E in mezzo cosa c'è? Giona non si vede, è quel tempo di nascondimento. Sta l'epigrafe del vescovo Teodoro, è quel tempo di attesa, che se nel racconto pasquale sono i 3 giorni e 3 notti, nella proiezione escatologica è il tempo in cui si attende il ritorno di Cristo, è il tempo della Chiesa. Cosa c'è lì in mezzo?
ci sono tutti gli offerenti che portano le loro offerte, che si preparano al giudizio, secondo comparto. Più sotto c'è la signora che ringiovanisce, cioè il tempo della Chiesa vera e propria, e sotto c'è questo comparto di cui non abbiamo ancora parlato e che Renato Iacumino osserva, ipotizza essere, io sono d'accordo con lui, la raffigurazione dell'ultimo scontro. Che cosa ci permette di dirlo? Beh, la scena del gallo e della tartaruga è una scena inserita secondariamente, abbiamo le prove archeologiche, quindi non è originale. In compenso originalmente ci sono queste pelte, questi nodi che sembrano girare. Lo vedete nei riquadri? Se non lo vedete andate ad Aquileia. Questo rimanda di nuovo a un testo usato dai cristiani, l'Apocalisse di Pietro, in cui vengono narrati gli scontri della fine e anche alla fine il giudizio a cui vengono sottoposti i peccatori. Tra questi principi di punizione vi sono anche queste croci infuocate che circolano, e dunque questo sarebbe una raffigurazione. Io preferisco richiamare il pastore di Erma ancora una volta, dove alla fine dei tempi Erma, prima di vedere la signora che esce dal talamo, è terrorizzato dalla visione di questo mostro dalle proporzioni irraffigurabili, ma che ha dei colori ben precisi. Il bianco, l'oro, il nero e il rosso. Sono esattamente i colori che troviamo qui. Ora, il lessico apocalittico è fatto di simboli numerici, cromatici, eccetera, perché vuole indicare delle realtà che non si possono raffigurare. A mio giudizio, e sono in questo d'accordo con Jacomin, quello che si vede qui è la raffigurazione dello scontro finale, qualcosa che non si può raffigurare perché non si sa come sarà, ma è il momento della fine. Terza navata, sotto il segno di Giona che riposa, che è usato nella letteratura cristiana per indicare il regno di Cristo. Che cosa abbiamo? Puri e impuri salvati, il pastore con la 100ª pecora, quindi il gregge che è stato ricomposto, e infine i cieli che vengono purificati dallo schianto di Satana. Abbiamo una teologia per immagini. Tutto questo io ho aggiunto quasi niente. Allora, l'unica aggiunta che io ho fatto è stata quella che trovate a pagina 4. Che si compone di due proposte. La prima, i mosaici, per come sono strutturati, possono essere ricostruiti, nel senso che le lacune che hanno subito sono tutte in posizioni marginali, cioè su quelle girali di accanto piuttosto che in aree che possiamo tranquillamente reintegrare. E soprattutto i mosaici sono organizzati modularmente, cioè ci sono degli schemi geometrici che si ripetono, per cui non facciamo fatica a ipotizzare come fossero. Ecco, come dovevano essere è questa immagine qua. E la seconda cosa che ho notato risponde un po' a quella che era un problema degli storici e degli archeologi, cioè come diavolo sono messe queste figure, come sono disposte. E qui semplicemente notando quali riquadri sono verticali, hanno le figure verticali, e quali hanno le figure orizzontali, ho notato che si compone il disegno che voi vedete subito accanto. Voi direte, ma col quinto comparto si bara. No, non si bara perché ci sono figure verticali, orizzontali e diagonali, è l'unico caso. Tutti gli altri sono o verticali o orizzontali. Dunque non è colpa mia, è semplicemente che quello identifica diciamo così, un caso unitario rispetto agli altri. Se si uniscono i comparti che hanno lo stesso orientamento, si ottiene questa figura. Voi direte, bruttissima figura, io vi dirò no, innanzitutto perché i tempi non erano quelli, secondariamente perché è girata dalla parte sbagliata, o meglio giusta, oserei dire, e C perché nel mondo antico questa figura rappresentava il sole. E perché c'è il sole ad Aquileia? L'altro contributo lo trovate nell'immagine inferiore.
che cosa ho fatto? Ho semplicemente detto, in base a tutto ciò che abbiamo visto e in base alla dimensione delle figure, quindi non è che ci abbia messo del mio, quelle che mi piacciono di più, quelle che mi hanno emozionato di più, semplicemente dimensioni e importanza semantica. Quali sono le 3 figure più rilevanti? Beh, nella campata sotto Giona ovviamente l'angelo della penitenza è al centro di tutto, dal punto di vista argomentativo, addirittura di 3 comparti. Dal punto di vista volumetrico è la figura più grande di tutto il riquadro, di tutta la campata. Nella campata inferiore ovviamente il buon pastore, sia perché di nuovo è la figura più grande, sia perché è il momento di arrivo di tutta questa storia. Questa storia è iniziata prima dei tempi con la sinagoga, con questa chiesa preesistente. A cosa guarda? Qual è il suo traguardo? Il pastore che ritorna a casa. Nel comparto inferiore ovviamente la scena del battesimo, che è il paradigma che veniva proposto ai cristiani per far fronte ai giorni ultimi e soprattutto per avere un posto, per avere una casa in questo cielo purificato della fine. E ho notato che se si calcolava a computer, intendiamoci, il baricentro di queste figure e le si collegava insieme come ho fatto, emergeva una figura geometricamente perfetta. È un triangolo rettangolo, l'angolo che insiste sul buon pastore ha un margine di errore digitale dello 0,093%, quindi vuol dire meno dell'1%. Contate che l'ipotenusa è lunga 17 metri, quindi non è così semplice realizzare questa figura. Immaginate di andare al giardino di casa e farlo voi. Quando ci riuscite mi mandate una foto. Ma soprattutto a cosa serve questa roba? Niente. A niente sulla cartina, serve nella realtà. Per prima cosa vi dico che questa triangolazione era visibile, nel senso che, lo potete intuire, le colonne, se guardate le colonne inferiori, queste, creavano dei coni d'ombra che permettevano di vedere, stando al centro dell'immagine del battesimo, tanto la figura del buon pastore, tanto la figura dell'angelo della penitenza. Erano proprio isolate dal cono di proiezione della colonna. Il principio è quello del dito. Se avvicinate un dito a un occhio non vedete una fila di persone, non perché il vostro dito si sia gonfiato, ma perché esercita un cono prospettico che vi impedisce la visione. Così queste colonne incorniciavano quelle 2 figure. Ma ancora più di questo, ciò che ho scoperto e che mi pare del tutto rilevante è che questa ipotenusa è proprio l'asse astronomico est-ovest, è esattamente l'asse astronomico. Cioè chi sta sulla figura del battesimo e guarda all'angelo della penitenza è rivolto esattamente a est. E ricordatevi che Cristo è proprio quell'oriens exalto, è quel sole che sorge, è proprio l'oriente del giorno escatologico. Quindi vedete come si armonizza tutto il discorso? Abbiamo iniziato questo itinerario, mi scuso se sono andato per le lunghe, ponendoci la domanda del guardare al cielo. E io stesso ho scelto un versetto della Bibbia strano per questa relazione, perché in Isaia le parole che danno avvio al nostro incontro sono riferite alla pretesa di Lucifero, è Satana che dice che vuole tornare alle stelle di Dio. In realtà il testo di Isaia è composito, cioè c'è chi ha pensato che quello fosse l'estratto di una preghiera che è stato inserito in quel passo, ma questi sono tecnicismi. Teniamolo come riferito a Satana. Qual è il punto? Il punto è che il problema di quella pretesa di Satana non è la destinazione, non è arrivare tra le stelle, raggiungere le stelle di Dio. È pretendere di arrivarci da solo, pretendere di arrivarci con le proprie forze. In quello sta la pretesa di Satana. Yahweh promette di arrivare anche più in alto, ma solo se si coglie la cosa come un dono.
Ecco, ad Aquileia c'era la pretesa di ritornare tra le stelle, di raggiungere le stelle di Dio. Secondo me sì. Ed era proprio il senso di questa professione di fede, che di fatto era innanzitutto assumere una prospettiva sulla storia. Entrare nella Chiesa non significava comportarsi bene, certo, presumibilmente, auspicabilmente anche quello, ma non si entrava nella Chiesa per essere più buoni, ma perché si voleva iniziare a guardare alla storia in un modo diverso. Tutti noi siamo un reddito, una professione, un'età, un ruolo sociale, siamo tante cose che il tempo, la storia, la società dicono di noi. Per i cristiani tutto questo non è vero, è inautentico. Il cristiano sta nella storia, ma senza lasciare che la storia dica chi è il cristiano. Questo nella concezione antica, poi oggi non so più, ce lo dirà forse Don Romano, pre-Romano dopo. Ma chiedo scusa. Ma di fatto l'idea qual è? È quella che Paolo esprime con un'immagine bellissima. Passa la scena di questo mondo. Per il cristiano questo mondo, le sue regole, le sue norme, i suoi diktat, le sue misure, tutte queste cose sono come una scenografia, sono inautentiche. Una volta giravano queste compagnie di teatro nei paesi, aprivano il carro, tiravano su la pittura di un giardino, si mettevano 2 maschere e mettevano in scena qualcosa, poi riavvolgevano e se ne andavano. Ecco, per i cristiani delle origini, la storia era questa roba qua, era una grande scenografia che ormai non aveva più grande valore. Dove stava la verità? La verità stava in questo itinerario, che andava oltre. Entrare nella Chiesa significava innanzitutto assumere una posizione di libertà rispetto al tempo, rispetto alla storia, per guardare fin oltre, per porre la verità della propria vita oltre alla verità che la storia pretendeva di dire. E dunque era un itinerario di libertà, ma una libertà che per non essere assurda doveva fondarsi su qualcosa, doveva fondarsi sulla fissità delle stelle del cielo. Ecco, questa catechesi aquileiese teneva insieme quello che andava conosciuto, ma soprattutto ciò che andava sperato. E lo fa in un modo che all'inizio del IV secolo è impensabile, perché quando questi mosaici vengono realizzati, quando questo cristianesimo radicalmente antico trova figura e forma nel pavimento musivo di Aquileia, altrove il cristianesimo aveva già iniziato a parlare di sostanza, di ipostasi, di trinità, di dinamiche di economia trinitaria. Aveva già iniziato a trasformare il suo pensiero in una teologia di fatto neoplatonica, ad Alessandria soprattutto. Ad Aquileia no, si torna alle radici, si torna a quella predicazione del regno a cui Gesù stesso aveva dedicato la sua vita e che aveva una fortissima impronta giudaica all'inizio del IV secolo. Questo è pensabile in un cristianesimo neonato? No. Questa cocciuta, risoluta rivendicazione di un paradigma teologico ormai fuori moda è pensabile in un cristianesimo che ha mosso i primi passi? Evidentemente no. Per dire cose dissonanti serve avere una forte autocoscienza. Quello che stiamo guardando è il ritratto di una Chiesa che ha una storia lunga e un'identità già ben definita e sicuramente percepita. Un'identità che va da quei pavimenti sino a porre le proprie certezze in cielo. Grazie.